Marietto Veneziano. Oggi vi voglio portare a pesca. Sì, avete letto bene il titolo della mascherina e vi voglio portare a pesca con me. Perché? Perché mi sono reso conto che molte persone continuano a pescare nel lago della loro coscienza gli stessi pensieri e quindi bisogna cominciare a cambiare o amo o canna da pesca o in un certo senso è meglio cambiare lago. Bisogna cambiare lago o fiume perché noi molto spesso continuiamo a pensare sempre le stesse identiche cose e non ce ne rendiamo conto e siamo quindi un pochettino inquinati. E allora Marietto Veneziano ha pensato di fare una pillola a riguardo usando la radionica e le meditazioni. Quindi adesso, prima di iniziare questa nuova pesca, la pesca sportiva chiaramente, vi voglio invitare ad iscrivervi al canale di Illegale Marietto Veneziano, di venirci a trovare sui nostri gruppi Facebook e magari anche nel canale Telegram, dove ogni lunedì sera alle 20:30 teniamo degli incontri di studi esoterici. Eventualmente se vi scappa anche un super like è sempre ben accetto. Quindi come iniziamo? Iniziamo subito col dire che il vostro Marietto ha fatto delle piccole meditazioni sul canale sulla stella di Davide e queste sono molto importanti. Quindi queste meditazioni cosa servono? Servono a costruire dentro di noi uno spazio vitale dove possiamo rifugiarci quando ci sentiamo un pochettino down, un pochettino giù. Anzi, l'ideale sarebbe sempre farlo così che si crea un sigillo dentro di noi, uno spazio invulnerabile dove noi possiamo andare quando la pesca va male o anche quando non va male, quando ci vogliamo solo riposare. Quindi, cari amici, se non lo sapete o non l'avete ancora visto, vi consiglio di andare nel canale del vostro Marietto Veneziano a cercare le meditazioni delle stelle di Davide. Bene. Detto questo, ipotizzando che voi avete già fatto la meditazione, prendiamo questo bellissimo quadrante radiostesico per la valutazione e cosa facciamo? Facciamo subito, mettiamo il testimone se per una persona o se per noi, l'importante è che pensiamo che sia per noi e chiediamo se questo percorso di questo tipo di pesca sportiva, cioè pescare dei pensieri nuovi che ci diano la possibilità di vedere la vita in un altro modo o il nostro interpolarsi, il nostro in un certo senso rapportarsi alla vita cambia. Vediamo un po', chiediamo se questo sistema di pesca sportiva di nuovi pensieri che ci possono cambiare la vita è attuabile con questo sistema. Sì. Allora il quadrante radiostesico per la valutazione ci dice di sì, quindi noi siamo sicuri che siamo sulla strada giusta. Quindi parte dal presupposto che voi avete già visto e attuato almeno per 5 minuti le meditazioni sulla stella di Davide. L'ideale sarebbe andare a prendere quella completa. Andiamo avanti. Quindi il prossimo passo che il vostro Marietto Veneziano vi consiglia è di prendere la croce cosmica e di guardarla qualche minuto, così che vi entra nel subconscio e resta con la stella di Davide nel vostro subconscio. L'ideale sarebbe anche stamparlo e poterlo mettere su una parete in camera o in sala dove passate regolarmente. Bene, dopodiché prendiamo un altro circuito che il vostro Marietto ha messo sia nei gruppi Facebook che nel sito del Capitano. Lo vedete questo circuito serve proprio per trasformare le situazioni negative in positive e quindi cosa facciamo? Mettiamo il nostro testimone qui in centro, prendiamo il pendolino e facciamo roteare il pendolino fin quando non si ferma. L'ideale sarebbe fin quando non si ferma in senso orario, però potrebbe essere anche minimo di 21 giri. Comunque l'ideale sarebbe che voi lo facciate girare fin quando non si ferma. Quindi facendo questi due passaggi, la stella di Davide che crea dentro di voi questo ambiente nuovo che nessuno conosce, nessuno sa che esiste, prendendo dentro il vostro subconscio e che va a fissarsi nell'inconscio la croce cosmica e utilizzando questo circuito radionico per cambiare in negativo, cioè cambiare da cose negative
a cose positive, cioè potrebbe essere qualsiasi cosa, voi mettete il vostro testimone e lo lasciate, voilà. Finito questo, prendete la vostra macchina radionica e la posizionate in un posto fin quando incominciate a vedere, qui non c'è limite di tempo perché dovete lasciare la vostra macchina radionica lavorare fin quando il vostro modo di pescare non pesca pensieri positivi, perché voi, cari amici, siete dove sono i vostri pensieri. Quindi se voi continuate a pescare cose negative, chiaramente sarete sempre in posti negativi. Quindi con questo sistema il vostro marietto vi vuole aiutare a cominciare a pescare i nuovi fiumi, i nuovi laghi e sicuramente se voi cambiate anche laghi e fiumi sicuramente troverete pesci diversi e quindi pensieri diversi. Bene cari amici, anche oggi il vostro marietto vi ha dato questa super micro pillola, tanto per dare una mano. Vi ripeto, se non l'avete ancora fatto vi chiedo di iscrivervi al super canale di Hildegard e anche al mio canale del Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei gruppi Facebook e di iscrivervi magari e venire anche nel gruppo di Telegram dove alle 20:30 ogni sera ci ritroviamo per incontri di studi esoterici. Eventualmente se vi scappa anche un super like è sempre ben accetto. Bene cari amici, grazie anche per oggi e alla prossima.